per questa giornata di corsa, la 17ª giornata ufficiale, e buona ovviamente Pasquetta a tutti. Sta per andare in scena la prima corsa del convegno, il premio Giardello, un trofeo Croce Rossa Italiano, quindi una corsa riservata a gentleman, con una targa offerta dal Club Gentleman Emilia Romagna al guidatore del cavallo vincitore. La corsa è riservata a indigeni di 4 anni che sono a reclamare per euro 8.000. È una corsa sul miglio con l'autostart, i cavalli sono già tutti in attesa delle luci dell'autostart per incominciare a prendere le rispettive posizioni dentro le ali del mezzo meccanico. Andiamo a vedere il campo dei partenti di questa prima corsa. Con il numero 1 Giga Veloce, guidata da Enrico Colombino, con il numero 2 Guaranà, interpretata da Vittorio Miniero, col 3 Giglio Tigrato Ilario Caselli, con il numero 4 Gumu Aldo Mignano, con il numero 5 Ginevra Mark Giuseppe Colantonio, con il numero 6 Jordi Jack Matteo Zaccherini, 7 Gandhi dei Greppi Nicola Del Rosso. È una giornata gentleman, quindi ovviamente ogni singola corsa porta in dotazione punti ai gentleman che si classificano nelle prime posizioni, e quindi ogni corsa ha un suo valore specifico anche per quello che riguarda questo avvenimento dedicato ai non professionisti in questa giornata all'ippodromo. La macchina ha raccolto i concorrenti, c'è il ritardato Giglio Tigrato che è rimasto molto indietro, discosti anche troviamo Giga Veloce e Gandhi dei Greppi che parte dietro appunto Giga Veloce. Sembra che abbia perso a questo punto la partenza Giglio Tigrato, ma la macchina è già nella retta e quindi stiamo per dare il via a questa prima corsa. Accelera la macchina e i cavalli sono partiti in questo momento, velocissimi, il numero 5 di Ginevra Mark e il numero 6 di Jordi Jack. Sembra che possa mettersi in prima posizione Ginevra Mark, ma è contenuto da Guaranà che invece mantiene la corda e quindi mantiene la prima posizione. Jordi Jack sembra intenzionato ad andare a rilevarlo nella prima posizione e sembra che si crei subito un duello, sportellate tra Jordi Jack e Guaranà. Vittorio Miniero sembra non voler cedere la posizione, ma è decisamente intensa l'azione imposta dall'allievo di Matteo Zaccherini, che dopo 350 metri sfonda e ora si trova al comando. 13,8 però dice che è stata la retta delle scuderie per un 28,3 complessivo dei primi 400 metri, quando Matteo Zaccherini comincia a graduare, ma il gruppo si è estremamente sfilato, quindi davanti a tutti Jordi Jack, secondo troviamo Guaranà, al terzo posto invece troviamo Ginevra Mark, a distanza però di un paio di lunghezze, poi dietro di lei a seguire Giga Veloce e ancora più distanziati Gandhi dei Greppi e con il numero 4 Ginevra Mark. Siamo passati gli 800 metri in 58,5, comunque l'andatura è piuttosto sventa, c'è un 14,8 anche davanti alle tribune, e entriamo nella penultima curva quando Matteo Zaccherini continua a tenere un'andatura cadenzata ma non banale, quindi Matteo Zaccherini arriva al chilometro che si passa in 1,13,9, quindi una buonissima andatura, continua a rimanere attaccato però alla coda Guaranà e si avvicinano anche gli altri Ginevra Mark e sembra addirittura spostare dalla corda anche Giga Veloce che prova a lanciare. Siamo agli ultimi 400 metri, 15,2 la retta delle scuderie, il passaggio sembra assolutamente in controllo Jordi Jack precede sempre Guaranà e dietro di loro era ancora Ginevra Mark. Prende la destra Guaranà quando stiamo per entrare in retta d'arrivo, finita la curva in scioltezza per Jordi Jack, che però sembra perdere un po' di velocità. Guaranà attacca, Vittorio Miniero prende la meglio e vince Guaranà davanti al numero 6 di Jordi Jack e poi il numero 5 di Ginevra Mark, 1,59,5 per una media al chilometro di 1,14,4 per questa vittoria di Guaranà che bissa l'ultima vittoria a Treviso. Quindi per Edoardo Baldi, Vittorio Miniero per questa femmina di Nadal Shiba e Otelmas. La riguardiamo lo slow motion. Quando siamo a metà della retta cala decisamente la velocità di Jordi Jack e passa il numero 2 di Guaranà che vince questa corsa davanti al numero 6, davanti al numero 5, al quarto posto il numero 1 e al quinto posto il numero 4.